tutti gli uomini del presidente. In Veneto sono 3 i grandi elettori chiamati a scegliere il capo dello Stato, 2 vicentini e un trevigiano. Il trevigiano è il governatore Luca Zaia, i 2 vicentini sono il leghista Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale Veneto, e Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Ed è proprio Giacomo Possamai il grande elettore positivo, anzi era perché da oggi la sua breve positività al Covid, comunque asintomatica, è finita. Da questa mattina sono ufficialmente negativo, quindi potrò partecipare da lunedì alle elezioni del Presidente della Repubblica. È un grande onore come delegato del Veneto, come rappresentante del nostro territorio, quindi la preoccupazione di questi giorni, il fatto di essere stato trovato positivo al Consiglio la scorsa settimana, oggi ha lasciato posto alla soddisfazione, alla gioia di poter rappresentare il Veneto dalla prossima settimana. Una positività, quella di Giacomo Possamai, che aveva fatto scalpore perché era emersa l'11 gennaio proprio in occasione del tampone per entrare in Consiglio regionale e scegliere i grandi elettori veneti che sarebbero andati a votare da lunedì prossimo 24 gennaio il nuovo Presidente della Repubblica. Il rappresentante del centrosinistra dunque ce l'ha fatta con una settimana di anticipo. Ci sarà anche lui, ma secondo l'altro grande elettore vicentino, Roberto Ciambetti, la possibilità di esercitare il voto, persino a distanza, va dato a tutti, anche a chi è positivo. Io penso che la rappresentanza istituzionale, democratica, il mandato popolare che abbiamo ricevuto noi come delegati regionali, ma come hanno ricevuto i parlamentari, debba essere salvaguardata. Io l'ho fatto in Consiglio regionale ormai da aprile del 2020, abbiamo consentito sempre a chiunque, anche se sottoposto a misure di quarantena, di poter partecipare ai lavori, chi in modalità chiamiamola a distanza, chi con le dovute attenzioni a palazzo. Quindi secondo me va garantito anche a chi in questo momento è positivo la possibilità di poter partecipare alle votazioni.